Infiltrazioni della criminalità organizzata in Veneto, evasione fiscale, contraffazione sono tre cardini dell'azione della Guardia di Finanza in regione. Gli elicotteri delle Fiamme Gialle attraversano il cielo sopra la caserma Tommaso Mocenigo della Giudecca, suggestivo scenario dei festeggiamenti veneziani per i 245 anni dalla fondazione di un corpo le cui origini risalgono al 1° ottobre 1774, con la costituzione della Legione Truppe Leggere voluta dal re di Sardegna Vittorio Amedeo III. La festa della Guardia di Finanza è un'occasione per ricordare da un lato le operazioni condotte con successo negli ultimi mesi, dall'altro quelle che rimangono le criticità del territorio. La priorità storica della Guardia di Finanza è sempre la lotta all'evasione fiscale, in particolare l'evasione fiscale internazionale che pesa in misura percentuale piuttosto notevole. Poi i contrasti agli sprechi della spesa pubblica e voglio ricordare in particolare la lotta alla penetrazione delle cosche criminali nell'economia che in questa regione tradizionalmente si è sempre pensato non fosse al pari di altre regioni, ma recenti attività di servizio hanno dimostrato che è una penetrazione che c'è e il dato più preoccupante è che era stratificata da diversi anni. Sul fronte antimafia, tra il gennaio 2018 e il maggio 2019 sono stati sottoposti ad accertamenti patrimoniali 647 persone, più di 118 milioni e mezzo di euro il valore dei beni mobili, immobili, aziende, quote societarie e disponibilità finanziarie proposti all'autorità giudiziaria per il sequestro. Ai 1.695 interventi in ambito di spesa pubblica, dagli appalti agli incentivi alle imprese, dalla spesa sanitaria alle erogazioni a carico del sistema previdenziale, dai fondi europei alla responsabilità per danno erariale, si aggiungono le frodi per oltre 746 milioni di euro scoperte a danno del bilancio nazionale e comunitario. Rimane poi il fenomeno degli evasori totali. È un numero che continua ad essere particolarmente elevato, sono quasi 1000 per il Veneto e quasi 1800 per il Triveneto. Sono soggetti che non presentano dichiarazione dei redditi, a cui dobbiamo aggiungere i soggetti che la presentano ma la presentano a reddito zero.